Di atleti sulla scena mondiale l'Atletica Veneta ne ha davvero molti, tanto che all'Atletica Veneta in Festa, il classico appuntamento regionale con i riconoscimenti ad atleti ed addetti ai lavori, i top fra i premiati non sono potuti intervenire a causa dei numerosi impegni sportivi. A Montecchio Maggiore, città europea dello sport, l'atleta dell'anno 2013 è stato Matteo Galvan, anche lui assente a causa di un piccolo infortunio alla caviglia. Un Galvan che dopo un paio d'anni di difficoltà per incidenti fisici è ritornato alla grande, che fa intravedere in prospettiva ulteriori e importanti margini di crescita. Potrebbe essere il primo atleta italiano a scendere sotto la barriera di 45 secondi sui 400 metri. Grande stagione 2013 anche per il bellunese Enrico Riccobon, promessa veneta dell'anno. Un atleta che fin dalla categoria cadetti ha saputo mettersi in bella mostra. Enrico è un ragazzo che ha sempre saputo farsi valere, fin da cadetto vincendo il Criterium. Poi ha vinto un campionato italiano allievi, l'anno scorso ha vinto il campionato italiano junior e quest'anno per la prima volta ha gareggiato a livello indoor vincendo i 1500 e poi gareggiando bene, anche se poi è stato un po' sfortunato sugli 800 metri. Sa farsi valere anche nelle attività di corsa campestre, è veramente un atleta che nelle occasioni che contano è sempre sa leggere la gara e quindi anche lui una promessa per l'atletica veneta e speriamo una promessa per l'atletica italiana. La pratica dell'atletica leggera ad alti livelli è quasi sempre sinonimo di eccellenza anche negli studi. Ecco quindi che l'altra promessa veneta dell'anno, Jacopo Labi, non è potuto intervenire perché ora vive negli Stati Uniti, paese nel quale sta usufruendo di una borsa di studio. Ha fatto una scelta di vita molto importante, si è trasferito negli Stati Uniti e comunque anche lì ha già ottenuto un gran risultato, ha migliorato il suo personale indoor. Ci auguriamo che questa scelta di vita lo aiuti a passare da promessa dell'atletica veneta a promessa dell'atletica nazionale, come è successo negli anni per tanti altri atleti che sono stati premiati in questa nostra festa dell'atletica. E poi c'è Ottavia Cestonaro che nel 2013 ha vinto un titolo europeo junior nel triplo e 5 italiani, anzi c'erano il padre e tecnico Sergio e la madre Tiziana a ritirare il premio speciale, consegnato poi anche a Tumi e Chesani. Proprio in questo momento sono le 16:30, sta iniziando la gara di salto triplo all'incontro internazionale Italia-Francia-Germania in Germania, quindi è giustificata lei come tanti altri atleti oggi assenti perché stanno vestendo la maglia azzurra. E ad Halle Ottavia vincerà il triangolare con 13 e 18 nel triplo, come dire nemmeno il tempo di premiare che i successi continuano. Ma è una situazione generale questa in Veneto in qualsiasi categoria, dai master con Emma Mazzenga ad esempio che da M80 continua a siglare primati mondiali, ai più giovani, secondi agli italiani cadetti di Jesolo o vincitori del Brixia Meeting o che per la prima volta nel 2013 hanno messo piede sulla scena intercontinentale. Matteo Beria ad esempio e Leonardo Vanzo, due atleti che dagli italiani allievi hanno spiccato il volo verso il Brasile dove a dicembre hanno partecipato alle Gimnasiadi. Ecco il loro primo speciale ricordo dell'esperienza sudamericana dove Beria ha vinto l'oro siglando il primato italiano nei 400H. Emozioni, festa e caldo e tanto divertimento, oltre agonistico ma anche divertimento proprio a divertimento. Gareggiare a dicembre con il caldo è totalmente un'altra esperienza perché comunque trovi energie che non pensavi di avere veramente. Solo dire sto gareggiando dall'altra parte del mondo, sto gareggiando con persone che vengono da qualsiasi paese, stimola e si va di più. Un'altra reduce dalle Gimnasiadi è la campionessa italiana allieve di lungo Eleonora Andreis. Me ne sono resa conto durante gli italiani anche perché ci ho messo molto impegno e rispetto alle altre gare che le avevo un po' prese alla leggera comunque e comunque con l'impegno, col lavoro che ho fatto durante il primo periodo ci ho iniziato a pensare. E poi quando è arrivato il risultato comunque è stata anche una sorpresa.
Ospite d'onore ad Atletica Veneta in Festa il suo presidente Sara Simeoni assieme ad Agnese Possamai, pietre miliari della storia dell'atletica italiana. Il loro impegno nello sport continua. La cosa a cui tengo è che loro possano trovare un ambiente che sia sicuramente favorevole, che possano star bene insieme, che capiscano che i risultati, per fare dei risultati ci vuole impegno come del resto per qualsiasi cosa, e che è importante fare anche delle scelte, no, per raggiungerli, e dopodiché dipende anche dalla volontà di ognuno, no? Di poter fare delle scelte ad un certo punto che sono importanti, come quelle di dedicarsi esclusivamente allo sport, e lì sono scelte personali più che altro. E poi Beatrice Fiorese, altro grande exploit il suo, che dopo la delusione nel lungo agli italiani allievi si è riscattata nella velocità. Anche per lei epilogo di stagione in Brasile, oltre che al layoff. Preferisco sempre il lungo, però dato che appunto Jesel è stato un po' sfortunato, ho deciso di riscattarmi e quindi fare il meglio che potevo nei 100, ed è andata bene. Infatti sono diventata campionessa italiana nei 100 ed è stato molto emozionante. Sempre al layoff ecco Jessica Peterle, di astri nascenti in Veneto ce ne sono davvero tanti. All'inizio siccome non è stata una cosa molto aspettata, è stato improvviso perché c'erano altre persone sempre valide che potevano andarci, e quando ho visto la convocazione è stata una grande sorpresa. Ovviamente si punta sempre a migliorare il primato e magari ottenere un'altra convocazione sarebbe il top della stagione. E poi le partecipazioni ai mondiali, come ad esempio Rebecca Sartori e Francesco Tarussio. È stata una stagione bellissima, proprio inaspettata. Non mi aspettavo per niente di fare il minimo per i mondiali, è arrivato così, dal nulla. Ai mondiali a Donetsk sono entrata in finale, ma non me l'aspettavo per niente, dato che arrivavo con l'ultimo tempo e ho migliorato il personale di 1,5 secondi, quindi direi che è più che soddisfacente. È una sensazione bellissima, poi tutta la fatica insomma è stata ripagata per tutti gli allenamenti che insomma si sono svolti, e ecco, insomma, è stato veramente un onore partecipare. Questi sono solo alcuni dei volti del futuro dell'atletica assoluta italiana, perché è certo che con così tanti risultati a livello mondiale nelle categorie giovanili, presto per molti anche il vertice assoluto potrà diventare realtà. In regione si lavora 12 mesi l'anno, grazie anche alla nuova struttura indoor di Padova, che si è dimostrata fin da subito foriera di grandissimi risultati. Ricordo anche il risultato di Chiara Rosa, che gareggerà ai mondiali la prossima settimana, che quest'anno praticamente ha fatto la sua seconda miglior stagione indoor, e sicuramente questo è frutto anche del fatto di essersi potuta allenare e gareggiare nell'impianto di Padova. Io sono di Genova e ho una pista concorrente di Padova, però dicevo che un mio atleta abbastanza bravo, che si è voluto migliorare nel salto triplo, mi ha preso in contropiede e mi ha chiesto: posso andare a Padova a saltare? Lo ammetto, e gli ho dato il permesso, è venuto e ha fatto il suo record di 30 centimetri, quindi pista buona. Dall'Atletica Veneta in Festa agli italiani di cross, appuntamento al fine settimana entrante per un'altra grande rassegna tricolore a Nove e Marostica. Abbiamo questa nuova manifestazione, nuova perché assomma in sé tutte le prove di campionato italiano di cross, di società individuali. In più è stata istituita dalla IAF e quindi inserita nel campionato italiano anche una prova di staffetta.